Buonasera, benvenuti al Teatro Candoni, in una serata che si preannuncia decisamente interessante, fondamentalmente per un motivo, perché protagonisti saranno i giovani. A fare gli onori di casa chi può esserci se non il presidente di Prima Cassa FVG, il dottor Giuseppe Graffi Brunoro. Ultimamente c'è un mondo di pensatori che si immagina una società del futuro dove nessuno lavorerà più, dove lavoreranno i robot, l'intelligenza artificiale. Abbiamo qui Fabiano che ci spiegherà se è possibile questa cosa, ma è veramente un mondo dove il lavoro non è più baricentrico rispetto alla nostra vita, quello che noi vogliamo. Personalmente sono cresciuto con una visione diversa, talmente diversa che ogni tanto non mi accorgo se sto lavorando o se mi sto divertendo. Quindi sono io sbagliato o c'è qualcosa che forse stiamo perdendo per strada? Ecco, io spero che dalla chiacchierata che faremo oggi possiamo lanciare a tutti voi il solito, se volete, la solita e classica raccomandazione: cercate di fare ciò che vi piace nella vita, e questo è sicuramente importante. Ma tanti anni fa una persona che anche Luigino conosce bene mi ha detto: ricordati che qualunque cosa tu faccia, fatela piacere e vedrai che ti verrà bene, troverai soddisfazione. Quindi facciamoci piacere anche ciò che facciamo. La seconda provocazione che voglio farvi è: il lavoro è un diritto o è un dovere? Nella Bibbia il lavoro viene quasi presentato come un castigo divino, ma è veramente tale? Nella Costituzione abbiamo l'articolo 4 che al comma 1 ci dice che è un diritto, ma al comma 2 ci dice anche che è un dovere, e ognuno di noi ha il dovere di trovarsi un'attività che contribuisca al progresso morale e sociale della collettività, della società. E allora qui la raccomandazione a tutti noi, ma a voi soprattutto che avete il futuro davanti, è: dovete partecipare, dovete sgomitare, dovete mandare un po' da parte i vecchietti come me, trovare il vostro spazio, dovete pretendere di poter entrare nella stanza dei bottoni, ma non perché è un diritto, nulla è dovuto, ve lo dovete conquistare. Facciamo salire sul palco quindi i relatori. Partiamo da Luigino Pozzo, PMP Promec. Buonasera e ben arrivato. Buonasera. Si può accomodare dove preferisce. E poi Fabiano Benedetti, Bintech. Buonasera. Prego, sì, potete prendere posto. Buonasera, ben arrivato. Da remoto c'è Alexa Ceschia, Fedrigoni Group. Buonasera Alexa. E ancora in presenza Paola Benini, Conf Cooperative Alpe Adria e Attiva Lab Onlus. Buonasera, ben arrivata dottoressa Benini. E poi un mondo che mi affascina tantissimo, anche perché quello che produce fa tanto bene alla salute, Peter Larker, Pomis. Buonasera Peter. Ben arrivato anche a te. Visto che è la serata dedicata ai giovani, io intanto ho un debito di chiarezza verso i ragazzi, perché sono il responsabile di questo titolo assolutamente incomprensibile e che mi porta indietro non di qualche anno, ma di svariati decenni, quando più o meno avevo la vostra età ed ero uno studente nei primissimi giorni del suo primo liceo. E quel giorno in classe facemmo tanto, ma tanto arrabbiare il professore di filosofia, era più o meno questo periodo. E così lui dice: bene, compito in classe di filosofia. Noi che avevamo fatto 5 lezioni di filosofia, panico, non abbiamo i fogli, arriva il bidello con i fogli, scrivete, tutti spaventati, traccia, l'uomo e lo spazio. Gelo in classe. Con l'ingenuità dei 16 anni dico: professore, mi scusi, non ho capito, ma la è verbo o è congiunzione? Ghiaccio totale. Mi guarda il professore, dice:
Lo sa Di Leva che mi ha dato proprio un'ottima idea. La fila di sinistra è verbo, la fila di destra è congiunzione. Io vi risparmio che cosa mi è successo, perché quello che ha preso il voto più alto ha preso 4 a quel compito, però a distanza di più di 50 anni, quando mi risento con i miei compagni del liceo, ricordiamo ancora quella lezione di quella è congiunzione che è relazione e di quella è verbo che invece è identità. Era valido quel ragionamento per l'uomo e lo spazio. Secondo me, e ringrazio il Presidente per aver accettato questa provocazione del titolo, è ancora più valido quando si parla del lavoro e del futuro. Perché rimane da sciogliere questo tema. Il rapporto, il lavoro e il futuro hanno un rapporto, una relazione e di che tipo, o c'è una identificazione fra il lavoro e il futuro? È stata molto bella la provocazione del Presidente. Allora, io ho un'ambizione, abbiamo, credo tutti noi su questo palco, il Presidente, un'ambizione, che questa sera, fra un'oretta, vi prometto non di più, quando andremo via e spegneremo i microfoni, ciascuno di noi porti con sé un'idea sulla quale riflettere. Non abbiamo molte ambizioni di più, ma un'idea forte sulla quale riflettere per il proprio futuro, e mi rivolgo soprattutto ai giovani. Bene, allora io parto da Benedetti, uomo digitale nell'immaginario collettivo. Tutto questo mondo è proiettato nel futuro, poi alla fine è tanto presente, ma mi chiedo e le chiedo quale sarà il lavoro del futuro e quale futuro ci sarà per il lavoro. Così rispondiamo anche al Presidente Graffi Bunoro. Buonasera a tutti. Io sono Fabiano Benedetti, ringrazio il Presidente, ringrazio gli organizzatori per l'invito. Allora, il mio punto di vista è un punto di vista un po' particolare. Io gioco un campionato diverso dalle aziende solite. Noi ci occupiamo proprio di digitalizzazione, per cui noi in realtà quando parliamo di futuro del lavoro parliamo di quello che stiamo vivendo adesso, perché noi già da diversi anni stiamo cercando delle figure professionali che oggi ancora non esistono, e quindi dal mio punto di vista comincio già a soffrire un po' il fatto di vedere questo futuro già presente e di non trovare le persone che mi servono per ogni giorno per riuscire a far fronte a quelle che sono le esigenze del business. E c'è una premessa da fare. Il sistema scolastico attuale non è adeguato, nel senso che oggi i ragazzi che qui vediamo e che mi complimento per il risultato che hanno ottenuto, questi ragazzi oggi stanno vivendo un momento in cui sono a scuola e probabilmente non sapranno quale sarà il mestiere che faranno. Io quando andavo a scuola, bene o male, avevo immaginato, il percorso di tutti noi è facciamo le elementari, le medie, le superiori, poi proviamo a indovinare quale sarà il futuro. E oggi invece questi ragazzi probabilmente stanno studiando qualcosa senza sapere quale sarà il loro sbocco lavorativo, perché probabilmente alcuni di loro quando avranno finito scuola il lavoro che immaginano di fare forse non esisterà più, e questa è una premessa importantissima. Quindi quello che oggi serve per formare le persone e guardare al futuro è di affrontare la scuola in modo da poter affrontare probabilmente più di una volta nella storia della propria carriera lavorativa un cambiamento molto forte nell'approccio al lavoro. Quindi le basi che servono per affrontare questo modo di affrontare il mondo del lavoro oggi sono diverse. E il futuro del lavoro è un futuro, quindi, dopo questa premessa, che io vedo nei ragazzi di oggi e che sarà sempre più spinto, quello di identificarsi nel proprio lavoro, nel lavoro che fanno, senza dover fare troppi sacrifici, ma vivere il lavoro come una bella esperienza di vita. Io vedo i ragazzi che noi accogliamo alla nostra sede,
che fanno smart working, hanno bisogno di tempo libero, vogliono avere una qualità della vita di un altro tipo rispetto a quella che abbiamo vissuto noi quando abbiamo iniziato a lavorare, però vivono il lavoro in maniera più intensa probabilmente di quella che vivevamo noi. Cioè non lo fanno perché hanno bisogno di un po' di soldi per mantenersi, perché molti tra l'altro di quelli giovani che lavorano da me vivono ancora con i genitori, per cui non hanno questo problema, ma hanno bisogno di sfide professionali e di aumentare sempre più l'asticella e quindi riuscire a fare sempre più cose belle. Quindi vista questa identificazione così forte fra il lavoro e la vita, il futuro, voi cercate dei giovani, cosa cercate oggi nei giovani? Ecco, noi cerchiamo giovani che abbiano sicuramente delle preparazioni di base, hard skill, abbastanza importanti, che però non sono quelle che servono a noi nel mondo di lavoro adesso, ma sono quelle basi che probabilmente a noi e anche a lui, questo ragazzo, serviranno da qui ai prossimi 20 o 30 anni, perché quello che fanno adesso probabilmente da 20 anni lo faranno in un modo diverso. Io ho iniziato, sono laureato in informatica, facevo programmazione, adesso io non so neanche più come si fa, perché quello che ho studiato io e sono laureato in informatica, a me non si direbbe, ma sono laureato in informatica, io oggi non saprei affrontare un progetto informatico oggi, ma se mi mettessi d'impegno probabilmente potrei affrontarlo perché ho le basi per poter prendere questa nuova ondata di tecnologie. C'è un mestiere invece che sembra che non sia cambiato granché, o no? Quello dell'agricoltore, perché sembra che oggi sia diventato molto, molto sexy, molto affascinante fare l'agricoltore. Ci sono tanti giovani che si rivolgono, si dedicano a questa attività, o mi sbaglio, Peter? Lo chiamo Peter perché ci conosciamo da qualche decennio. Beh, buonasera a tutti. Sì, Alfonso, è un po' così, nel senso che c'è un po' questo ripensamento di alcuni che vogliono scappare dall'ufficio perché l'agricoltura sembra bella, perché si sta all'aria aperta, soprattutto nel periodo di Covid. Noi fortunati agricoltori... Già in quel sembra bella, c'è odore di bruciato. C'è l'odore di bruciato, sì, perché fare l'agricoltore non è sempre così sexy, così bello come sembra, come si vede nei social, e soprattutto non è facile perché nel settore agricolo ci sono altri che comandano, non siamo noi stessi. Comanda il tempo, comandano le stagioni, comandano una serie, diciamo così, stadi vegetativi delle proprie culture. Poi la cosa che in realtà è la più difficile da fare è quella di usare le mani. Il settore agricolo sì, è tanto tecnologico, può essere tanto tecnologico, ma alla fine bisogna sapere cosa si fa, perché non si può sbagliare, perché in certi settori se si sbaglia una cosa si compromette il lavoro di un intero anno, quindi non si può sbagliare, ma soprattutto bisogna lavorare con le mani. Questo, la tecnologia c'è, interviene, ci sono sempre più sviluppi e attrezzature che ci aiutano, ma purtroppo, e tanti giovani non lo vogliono fare, l'uso delle mani è ancora essenziale. Dottoressa Ceschia, lei è stata presentata come la responsabile dello sviluppo delle risorse umane del gruppo Fedrigoni. In realtà io che ho studiato poco e male, come avete potuto facilmente capire, ho tradotto in maniera molto maccheronica il suo titolo in inglese. Mi piaceva questa traduzione che avevo fatto: responsabile dell'acquisizione e dello sviluppo dei talenti del gruppo. Talenti. E mi è venuta una curiosità, ma ci può spiegare come fa a riconoscere un talento? Innanzitutto buonasera a tutti e congratulazioni a tutti gli studenti presenti in sala. Mi fa molto piacere essere qui e rispondo subito alla domanda, che mi sembra una domanda molto interessante perché pone l'accento sulla domanda: talenti si nasce o talenti si può diventare? Dopo anni di lavoro in questo ambito, nell'acquisizione di talenti e sviluppo dei talenti, posso rispondere che è sicuramente un insieme di entrambe le parti. Ci sono alcune caratteristiche che si riconoscono in un talento, che sono quelle più collegate a
l'energia, la determinazione, la voglia di mettersi costantemente in discussione per imparare e mettersi alla prova. Però è anche vero che il contesto organizzativo, e quindi dove il talento gioca la sua prova, e quindi il, diciamo, match tra l'organizzazione e la persona, il talento, giocano un ruolo fondamentale. Questo spiega come mai alcune persone eccezionali in alcuni ambienti lavorativi, in altri, ad esempio, possono esserlo di meno o viceversa. Quindi c'è sicuramente una dimensione contestuale del talento, che quindi non è solo fatto appunto di caratteristiche personali, ma anche di come l'ambiente lavorativo permette alla persona veramente di scaricare a terra il proprio valore. Devo chiederle per forza, devo fare a lei la stessa domanda che ho fatto a Benedetti, perché lei parla di qualità individuali ma anche di contesto. Cosa cerca in un giovane da assumere? Allora, questa è una bellissima domanda di nuovo, perché stiamo cercando moltissimi giovani che abbiano voglia di imparare. Cioè, sembrerà strano, ma le aziende cercano attitudini, cercano energia, cercano motivazione, non cercano per forza competenze ultra specifiche, dipende dagli ambienti ovviamente, perché poi quelle si imparano anche nell'ambiente di lavoro. Quindi noi cerchiamo oggi, e devo dire a volte anche con fatica, come prima raccontava il dottor Benedetti, ragazzi che si sappiano mettere in gioco, che abbiano voglia di provare, che sappiano dedicare le proprie energie all'approfondimento, allo scoprire anche dei mondi nuovi che ancora oggi non abbiamo scoperto per forza. E poi c'è tutta la dimensione relazionale, che è anche molto importante, di nuovo contestuale, in base all'organizzazione in cui ci si trova. Questo è fondamentale, perché dalle sue parole possiamo dedurre che non è un percorso che si può declinare al singolare, bisogna essere assolutamente almeno in due, il giovane, il ragazzo e l'azienda. C'è una terza dimensione che è quella del team? Assolutamente sì, il team è diciamo, proprio il ponte, il bridge tra la dimensione individuale e quella dell'organizzazione. Infatti moltissime delle iniziative che oggi avvengono all'interno delle aziende proprio per lo sviluppo delle persone passano attraverso anche lo sviluppo dei team, e il fatto che il team diventa la dimensione in cui ciascuno può mettere in gioco una propria parte di sé e questa va a costruirsi con quella degli altri. Quindi è difficile oggi essere, come dire, dei contributori individuali senza tenere in considerazione come il proprio lavoro ha un impatto su quello con gli altri, e quindi contribuisce poi all'obiettivo comune del team e dell'organizzazione. Andiamo su un terreno ancora diverso, perché se c'è relazione c'è un valore etico nel lavoro. Benini, quanto conta l'etica nel lavoro? È possibile, molto più che possibile, immaginare, delineare un lavoro che abbia sì una valenza economica, ma anche una dimensione etica e sociale? Grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie a Alfonso per questo lancio non da poco. Ma io credo questo, dopo la mia più o meno grande esperienza prima in ambito sociale e poi in ambito cooperativo più ampio, che lavoro e eticità sono una declinazione che dovrebbe essere inscindibile. Cioè la determinazione dell'etica in quello che si fa è uno degli elementi di successo, forse quello meno guardato, meno visto, meno attenzionato, ma io credo che le aziende a qualunque livello che poi arrivano a posizioni di successo, e poi mi piacerebbe anche commentare il concetto di successo, sono inevitabilmente aziende in cui la dimensione etica c'è, altrimenti lo scollante fra il lavoratore e dentro i team non c'è più, come dire, la dimensione di credere in quello che si fa. Quindi a qualche livello io credo che tutte le imprese
che si distinguono hanno nel DNA a qualche livello questa dimensione, quindi non è soltanto una dimensione delle cooperative e delle cooperative sociali. Credo però che ci sia, volevo ricollegarmi se posso ancora un attimo Alfonso a una riflessione che facevano i colleghi che mi ha fatto pensare, perché è vero che il mondo del sociale ha delle caratteristiche particolari. E, se è vero che la scuola in generale, ampiamente intesa, quindi in tutte le sue declinazioni fino all'università, sempre meno prepara persone in grado di rispondere alle mutate esigenze del mondo del lavoro, io credo che la scuola manchi da sempre un compito fondamentale, centrale, e che è quello di educare non solo a far di conto, leggere, scrivere e a funzioni più elevate, ma è quello dell'educare al conoscere se stessi. E può sembrare un filotto così che vola alto e che ha poco senso, ma io credo molto in quello che dico. Credo che abbia molto senso, perché questo pone uno dei temi cruciali, focali del nostro ragionamento, che è la realizzazione di sé attraverso il lavoro. Quindi esatto. Siamo perfettamente in tema. Infatti appunto la sua stimolo anche iniziale nel commentare questo titolo, che univa l'aspetto relazionale e l'aspetto identitario, ecco, lì c'è tutto, ma se noi come dire, accompagniamo i nostri giovani esclusivamente all'interno di una nozione che è fondamentale, guai se manca, noi poi troviamo generazioni disorientate. E io credo, mi permetto di dire che spero di essere smentita da tutti i 120 ragazzi qui presenti, ma temo che non possa accadere totalmente, e siamo di fronte a generazioni di adolescenti, preadolescenti e post-adolescenti disorientati, perché sono di fronte a delle apparenti infinite possibilità, ma non sanno dove agganciarle internamente. Apparenti infinite possibilità, sottolineerei l'apparenti. Sì, però così appaiono, e quindi c'è un senso di frustrazione perché non sai quale scegliere, pensi di avere infinite cose fra cui scegliere, ti inebetisci nella scelta, ti frustri perché non sai cosa scegliere, e questo è figlio anche del fatto che non sappiamo chi siamo e cosa desideriamo. Quindi io credo che il lavoro grosso da fare, la scuola non lo fa, se non in piccolissima parte, ma che ognuno di noi come essere umano deve tentare di fare per identificarsi nel lavoro che poi diventerà la metà della sua vita. Questo richiamo di Benini alla dimensione etica dell'azienda. In realtà non siamo capaci di darci una risposta. Cioè, noi ci facciamo tante domande perché tutti noi imprenditori, tutte le aziende hanno bisogno dei talenti, hanno bisogno di questi ragazzi che abbiano la capacità di mettersi in discussione, abbiano la voglia di fare, perché dopo alla fine poi uno ce la fa. L'intervento della ricerca di talenti mi è piaciuto, nel senso che le capacità si acquisiscono, però a un certo punto bisogna mettersi a disposizione, capire in se stessi cosa vogliamo fare, e poi alla fine le cose succedono, siamo capaci di farle succedere. Però la chiave per farle succedere, questo è un grande punto di domanda, che io sinceramente non ho saputo darmi una risposta e non me la so dare una risposta. Io credo che tutti i ragazzi abbiano la possibilità e la capacità di raggiungere degli obiettivi. Bisogna capire qual è la giusta chiave per mettere in moto questa scintilla che poi in fondo ti fa crescere, ti fa arrivare a certi obiettivi che ognuno di noi abbiamo dentro, abbiamo la voglia di raggiungere, abbiamo la voglia di farcela, abbiamo voglia di arrivare. Quindi è un grande stimolo, no? È un grande stimolo. Sicuramente avete parlato di cose veramente interessanti, no? Nel senso che come di etica, dell'etica all'interno di un'azienda, ma dell'etica penso all'interno anche di una società, e quindi è giusto che di questo se ne parli, è giusto che i ragazzi ne abbiano coscienza,
è giusto che di questo si cerchi di creare un dibattito, no, all'interno di tutti questi incontri che si fa, perché sicuramente l'etica ti aiuta molto, no, diciamo, a fare i passi giusti nella giusta direzione. Avere le radici profonde della propria identità, ma essere allo stesso tempo cittadini del mondo. Può essere questo uno dei fattori di successo per un giovane? Sicuramente è uno stimolo. Il fatto di avere delle radici vuol dire avere una propria identità. Per me identità è uguale, diciamo, a vivere una competizione, nel senso che avere una propria identità vuol dire competere con altri. E quindi su questo penso che sia un ragionamento che noi possiamo fare. Noi come azienda sicuramente siamo presenti, abbiamo 8 stabilimenti nel mondo, siamo in 3 continenti, abbiamo le radici, ci teniamo a avere le radici qui in Friuli. È una scelta perché comunque pensiamo che in Friuli ci sia, diciamo, un'ottima propensione al lavoro. E questo è molto, secondo me, molto importante. Pensiamo che il Friuli possa sfornare talenti. Bisogna in qualche modo lavorarci sopra per arrivare a questi obiettivi. Oggi le aziende non cercano più aree da investire con personale a basso costo. Cioè, questo è un concetto un po' del passato. Quando le aziende si internazionalizzavano o localizzavano all'estero, per risparmiare andavano a cercare aree di sviluppo con dipendenti a basso costo. Oggi l'investitore è molto attento a investire in aree dove può sviluppare competenze, perché il futuro sta in quella direzione. Risorse umane che siano fattori di creazione di valore e di valori, mi sembra di poter sintetizzare. Oggi c'è proprio, ha fatto irruzione nello scenario un nuovo tipo di identità, quella digitale. È sufficiente o la vecchia identità nelle relazioni ha ancora un valore? Ripeto, nel lavoro, con il lavoro. Allora, è una domanda interessante. Allora, intanto per identità digitale cosa intendiamo? No? Giusto è un nostro gemello digitale, un digital twin, come oggi si usa dire, della nostra identità reale, che arriva da quello che noi raccontiamo, scriviamo, facciamo like, postiamo, mettiamo su. Quindi c'è una copia di tutto quello che noi facciamo in rete da qualche parte, non si sa dove, che poi viene utilizzata per vari scopi. Però l'identità digitale è qualcosa di diverso da quella che è l'identità reale. Io volevo tornare sull'argomento anche della parola identità, perché nel lavoro, come prima aveva ricordato la dottoressa Ceschia, in realtà oggi le persone da sole non possono più diventare Leonardo, diventare dei geni, diventare delle cose che da soli possono inventarsi qualcosa. E quindi l'identità va correlata nel mondo del lavoro con il lavoro che fanno insieme agli altri. Oggi il lavoro è tutto collaborativo. Per noi è fondamentale la collaborazione, quindi l'identità è nel lavoro, è qualcosa che tu ti poni in relazione di altri e contribuisci con un piccolo pezzettino a creare del valore per me, per l'azienda, per la propria identità e per quello che è la tua missione. Che identità si costruisce in un campo di mele tanto concreta, ho la sensazione, e quanto cambia l'identità di un agricoltore, di un giovane che si dedica all'agricoltura rispetto e poi riprenderemo questa immagine, a un giovane che invece produce slides. Quando è diverso chi produce mele da chi produce slides? Ma alla fine penso che sono due mondi opposti, però c'è un unico, diciamo così, punto, che il lavoro che fai lo devi amare, devi avere passione,
ma soprattutto ti devi dedicare con lo spirito di sfida, comunque di innovazione, e solo così puoi portare a casa il frutto a fine stagione. L'agricoltore di oggi è uccellini, fiorellini o è ancora fatica? Lavorare stanca. In agricoltura quanto stanca? Quanta fatica c'è? Allora, in agricoltura c'è più fatica fisica magari talvolta che non magari quello che possono avere in altre realtà che sono fatiche mentali, però se si lavora e si viene retribuiti la fatica ci deve essere. E quanta fatica si fa davanti a un computer, Ceschia? Allora, a parte che mi avete adesso, Peter mi ha dato una bellissima idea, quindi il prossimo programma di talenti che faccio andiamo a venire a coltivare mele, così veramente capiamo la differenza, quindi grazie del suggerimento. Allora, perlomeno, Presidente, questo incontro un punto di utilità l'ha raggiunto. Ecco, Esatto. È una fatica diversa e questo mi riporta un po' al discorso dell'identità di origine cittadino del mondo. Io sono friulana, sono di Magnano in Riviera e poi ho girato un po' il mondo, oggi mi trovo a Milano e mi sento sempre a casa quando torno in Friuli. Credo che uno degli elementi valoriali, perché una dimensione valoriale, quella della fatica come dimensione per portare il risultato, sia una caratteristica culturale che poi rende i friulani così eccezionali quando poi girano il mondo. Quindi, ma al di là dei bias, che poi questa è forse un'interpretazione, penso che la fatica non sia fatica in sé, è sintomo del fatto che siamo fuori dalla nostra area di comfort e stiamo provando a fare qualcosa che non abbiamo fatto prima. E quindi questo è di per sé un esercizio che ci mette nelle condizioni di imparare e in quanto tale ci porta in un posto dove prima non eravamo e quindi è di valore. Quindi la fatica è una dimensione che ha delle caratteristiche che forse vengono percepite in modo diverso in culture diverse, ma sicuramente ha una, come dire, base che ci porta a dire che stiamo evolvendo. Stiamo crescendo, scende in campo il nonno, vedo la fatica che fa il mio nipotino di 14 mesi che sta imparando a camminare. Ecco, è un percorso di crescita per la realizzazione di sé. Quanto è possibile questo in azienda? Oggi penso che sia assolutamente più possibile, ma non solo possibile, richiesto. Il patto psicologico tra azienda e individuo è cambiato nel tempo, quindi un tempo era io vengo a lavorare per uno stipendio, poi c'è stato io vengo a lavorare per fare esperienza, oggi è io vengo a lavorare perché questo dà significato a quello che faccio. Quindi è molto collegato a chi sono io, a quello che voglio, alla mia possibilità di crescere come individuo. E sempre di più ho l'impressione che rispetto a quasi una sfiducia maggiore che sia verso le istituzioni, l'azienda ricopre sempre di più appunto una funzione sociale di dare risposte all'individuo in quanto persona che cerca di capire chi è e come può portare valore. Quindi il lavoro oggi dà risposte che vanno al di là di come il lavoro veniva interpretato anche solo 20 anni fa. Ecco, questo mi sembra veramente molto importante, valore non solo come porta per raggiungere la propria autonomia economica, personale e sociale, ma come, ripeto, e l'ha detto benissimo la dottoressa Ceschia, come luogo, strumento per la crescita, la realizzazione di sé e per la creazione, vivere valori. Questo è il suo terreno, però gliela lancio in maniera, me lo consente, un po' provocatoria. Stiamo facendo romanticismo o quello che stiamo raccontando è una strada che può essere percorsa nella realtà? Allora, fermo restando che a me il romanticismo piace tanto e quindi in effetti faccio un po' fatica ogni tanto a calare nel qui e ora, ma io credo che noi in realtà stiamo parlando di una dimensione molto concreta. Lei dice quanto è coniugabile il valore, che senso ha nel cammino di un'impresa.
ce l'ha in maniera estremamente forte, ma va declinato secondo me. Cioè, fino adesso ho sentito molto usare la parola talento. Io devo essere sincera, con la parola talento sono molto in difficoltà, perché ho bisogno di declinarla, di relativizzarla. Non esiste un talento assoluto, ma esiste la migliore versione di sé che ognuno di noi può portare al mondo. E questo lo dico perché io ho a che fare quotidianamente con persone che probabilmente nessuno delle aziende qui presenti potrebbe selezionare, non perché queste aziende presenti sono cattive, ma semplicemente perché necessitano di persone con delle skills che le persone di cui io mi occupo non hanno. Quindi io vorrei evidenziare una cosa: il talento, come l'abbiamo definito fino adesso, intanto è una fortuna, e credo che anche di questo bisogna essere consci. È un kit di nascita, poi si può sviluppare, si fa crescere, però non può essere un elemento distintivo fra chi è nato con la camicia, tra virgolette, e chi è nato con delle difficoltà. Quindi io credo che rispetto a tutti i temi su cui ci siamo sollecitati stasera, ci tenevo a dire che se noi decliniamo talento come la nostra migliore parte di sé, allora ci sto. Se il talento è essere dei top, allora non ci posso stare, perché io ho a che fare con i bottom, che amo moltissimo, e sto benissimo con i bottom, probabilmente sono un bottom anch'io, per quello sto bene lì. E quindi le aziende che forse vivono una dimensione valoriale non maggiore ma più esplicita, perché sono continuamente a contatto con delle dimensioni di mancanza. Le persone di cui noi ci occupiamo hanno delle mancanze, quindi rendono noi che siamo nati con la camicia quelli fortunati che li possono accompagnare a riempire questi buchi, a crescere nelle proprie capacità, no? In questo senso è un lavoro dove l'identità inizialmente proprio non c'è, perché l'identità delle persone con disabilità è massacrata, è presa a pugnalate dal primo giorno in cui vengono al mondo, al netto di tutto l'amore che i loro genitori danno, ma appena mettono piede fuori accade di tutto. Quindi immaginare, costruire un'identità è il primo passaggio, il primo tassello che si fa con queste persone, riempire la loro vita di senso, di dignità, di capacità, e quindi accompagnarli a capire che il talento è un valore relativo e che semplicemente essere tutto quello che loro possono essere nella migliore parte di sé, e soprattutto provando a gioire al massimo della vita, così come sono fatti. Il concetto secondo me è proprio la migliore parte di sé, cioè talento può significare valorizzare la migliore parte di sé, qualunque essa sia. Cosa diciamo a sti ragazzi? Partirei da una frase che ha detto la Beni sulla vita, perché penso che sia la prima opportunità che un ragazzo ha. Cioè i genitori, con tanta fatica e tanto sacrificio, perché abbiamo parlato stasera di fatica e sacrificio, con tanta fatica e tanto sacrificio, hanno dato la vita. E questa è la prima grande opportunità. E non dobbiamo sprecarla. Cioè la nostra vita non dobbiamo sprecarla, non dobbiamo buttarla via. Dobbiamo farla rendere al massimo. Perché questa dà soddisfazione a noi e dà soddisfazione a chi ci sta intorno. Io ho puntato su due grandi V, no? Nella mia vita, che è la volontà e il volontariato. Queste sono state le due grandi forze, o quello che io credo siano grandi valori di una società. E in questo si innesta il lavoro che è praticamente è parte della nostra società, è il valore della nostra società, che ha una funzione sociale. Il lavoro è una funzione sociale. E quindi noi quando raggiungiamo i nostri obiettivi, o quando voi raggiungerete i vostri obiettivi,
non dobbiamo pensare solo a noi stessi, perché questo è troppo limitativo. Dobbiamo pensare anche al valore che noi stiamo dando alla nostra società, perché realmente questo è. Pensare solo ed esclusivamente alla propria carriera è molto limitativo. Sì, è un grande risultato personale, sicuramente, uno raggiunge grandi obiettivi, sicuramente, ma farlo in funzione anche di pensare che stai portando un grande valore sociale, penso che veramente ti arricchisca di un valore inestimabile. E questo, secondo me, è il grande passo, il grande obiettivo che dobbiamo porci, che è una cosa, secondo me, fondamentale. E quando io cerco di spronare i nostri ingegneri e tecnici, dico: ma quando ragionate, togliete il limitatore, buttate via il limitatore, cercate di ragionare oltre, perché altrimenti noi saremo ancora con le ruote quadrate. Pensare al futuro vuol dire togliersi i limiti di quello che uno si crea giornalmente, perché io credo che ognuno si crea tanti limiti che invece non ha, che invece assolutamente non ha, e quindi la grande capacità deve essere: togliamoci i limiti, pensiamo nel futuro e guardiamo di impegnarci per crearci una vita professionale sicuramente di livello, perché qua tutti siamo alla ricerca disperata dei talenti. Abbiamo detto la parola talenti, penso l'abbiamo detta stasera non so quante volte. Tutti siamo alla ricerca disperata di talenti, di persone che abbiano la capacità, al di tutto, di farci crescere in questa direzione e farci vincere questa sfida internazionale. La sfida che noi e che questi talenti del futuro dovranno sicuramente cogliere per tornare alle radici. Noi sicuramente dobbiamo dare continuità alla nostra società friulana, se vogliamo parlare di Friuli, perché qua siamo in Friuli. Se vogliamo dare continuità al nostro territorio, sicuramente dobbiamo guardare in una certa direzione di ricerca, di sviluppo, di impegno verso queste nuove tecnologie che stanno avanzando, che forse neanche noi non conosciamo, però sicuramente dovremo dare una risposta a questo, perché le altre aree del mondo stanno correndo forte, stanno correndo veramente forte e fanno veramente paura. Ma stanno correndo forte non dal punto di vista come noi possiamo immaginarcelo, perché hanno tanta forza lavoro, perché hanno tanti operai a basso costo, perché possono produrre quantità enormi di materiale e metterci in difficoltà. Stanno correndo molto nella direzione dello sviluppo delle tecnologie del futuro. E questo è molto preoccupante. E questo deve preoccuparci veramente, questo deve essere uno grande stimolo per i nostri ragazzi. Perché gli altri stanno correndo e noi non possiamo rimanere indietro. Purtroppo siamo di fronte a questa sfida e abbiamo le nostre radici. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire: non ce la facciamo? Non è possibile. Non sta nel nostro modo, penso, di ragionare o interpretare quella che è la nostra cultura, perché qui parliamo di cultura, la nostra identità. Non sta nella nostra cultura, la nostra identità, quello di dire non ce la faremo. La nostra cultura, la nostra identità ce l'hanno insegnato i nostri vecchi. Non voglio parlare del terremoto, non voglio parlare di tutte queste cose qua, non voglio fare ragionamenti di questo tipo, però ce l'hanno insegnato i nostri vecchi dicendo: possiamo farcela, possiamo arrivare a raggiungere certi livelli. Anche noi, una volta le sfide erano di un certo tipo, adesso le sfide sono di altro tipo, nel futuro le sfide saranno di altro tipo ancora, però sicuramente viviamo una sfida e questa sfida è in mano sicuramente ai nostri giovani. Questa sfida sicuramente è in mano ai nostri giovani. Noi ormai le nostre sfide, fra virgolette, o le abbiamo vinte o le abbiamo perse, però al di là di tutto sicuramente non avremo la capacità di cogliere queste sfide del futuro. Il futuro è in mano ai giovani. Il futuro, il nostro futuro della nostra terra, delle nostre radici è in mano ai nostri giovani, che sicuramente io sono convinto, e ne sono veramente convinto perché io sono una persona che credo molto nei giovani. I nostri giovani hanno le capacità, devono mettere insieme
tanta volontà. Dobbiamo puntare sulla buona volontà. Dobbiamo riscoprire nei nostri giovani la buona volontà del fare, di essere pragmatici. Le sfide le abbiamo viste perché siamo stati pragmatici. Le nostre idee, la nostra volontà, la nostra voglia di fare, abbiamo creato cose reali, cose tangibili che hanno creato sviluppo, hanno creato occupazione, hanno creato futuro, e quindi su questo dobbiamo muoverci. Dobbiamo essere persone pragmatiche che hanno la capacità di interpretare il futuro, interpretare le nuove tecnologie, interpretare questo futuro che avanza e portare questo nella realtà, creando sviluppo sul territorio, creando occupazione e creando speranza anche per le nuove generazioni. Mi sembra di poter dire che sul lavoro del futuro e sul futuro del lavoro c'è questo gioco di parole che è simpatico, c'è tanta nebbia. Mi rifaccio a quello che diceva prima all'inizio proprio Pozzo. C'è una nebbia fitta, sicuramente non l'abbiamo diradata, non siamo così presuntuosi da pensare di poter trovare risposte a questo tipo di domande. Però, e questo è un tema che ci ha legati tutti, non dobbiamo avere paura del futuro, anzi, non dobbiamo avere paura del futuro. Le speranze consapevoli, e qua declino in maniera diversa una cosa che aveva detto la Benini, le speranze consapevoli sono sicuramente più forti e più importanti delle paure del futuro. Dico anche i sogni sono più forti e più importanti delle paure. E sulle speranze consapevoli e sui sogni dobbiamo puntare. È emersa anche con chiarezza che non possiamo assolutamente pensare al lavoro solo come fonte di un reddito. Il lavoro è sicuramente la porta di accesso all'indipendenza economica, ma, e qua mi rifaccio agli interventi della Ceschia, il lavoro è la forma produttiva dell'espressione di sé. Io sono nella società perché attraverso il lavoro riesco a relazionarmi con gli altri, con la comunità, col territorio. È la strada per realizzarsi. E riprendo ancora una volta le cose che diceva Ceschia. E ancora Ceschia, il lavoro è fattore di creazione di senso, lo diceva Benedetti, di creazione, è fattore di creazione di senso e di identità. Che identità? Personale, professionale, ma l'intervento finale di Luigino Pozzo, identità sociale. Ecco, questo mi sembra di poterlo dire. Ragazzi, non lasciatevi paralizzare dalle paure, dalle incertezze, pensate ai sogni e pensate alle speranze. Ha detto prima Luigino Pozzo, dobbiamo andare oltre. Beh, lasciatemi questa espressione a me estremamente cara. Gettiamo il cuore oltre l'ostacolo. Togliamo il limitatore. Togliamo il limitatore. Siete giovani, guardate, io dico il presidente Pozzo, ci sono due momenti splendidi nella vita professionale e nella vita lavorativa di ciascuno di noi. Quando si è tanto giovani come voi e quando si è un po' più in là come noi. Perché tutte e due abbiamo il grandissimo privilegio, ci possiamo permettere il lusso di sbagliare. Noi perché ormai le nostre partite più o meno le abbiamo giocate. Voi perché avete ancora tutta la vita davanti. E quindi togliete veramente il limitatore. Gettate il cuore oltre l'ostacolo. E poi, consentitemi questa che è il mio motto personale, è emerso un po'. Quando lavorate, divertitevi. E se poi trovate qualcuno che vi paga, meglio ancora. In bocca al lupo.
grazie Alfonso, grazie ai relatori. C'è molto da fare, quindi insomma quello che vi è stato detto questa sera deve incoraggiarvi a dare fin da ora il vostro meglio. Del resto, se siete qua e avete vinto questa borsa di studio è già un eccellente inizio, direi. E adesso arriviamo al momento delle premiazioni. Noi ci siamo, sono 120 anni che ci siamo e ci saremo anche nei prossimi 120, quindi contate su di noi. Bene, questo applauso è per voi.